Nonostante la pioggia e il vento, un centinaio di manifestanti si sono radunati sotto il Palazzo della Regione, vicino alla stazione ferroviaria di Venezia, per protestare contro l'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. I manifestanti hanno espresso preoccupazione riguardo all'impatto ambientale e agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione della pista da bob necessaria per ospitare l'evento sportivo. Sono qui con altri miei amici ampezzani, siamo venuti a far vedere che ci siamo, che rappresentiamo quella parte di popolazione che da noi questa pista non la vuole. Noi da anni che perdiamo servizi, abbiamo un sistema stradale terribile, non abbiamo neanche un ospedale, le scuole stanno chiudendo una alla volta e la risposta dello Stato e della Regione è fare una pista da bob per milioni di euro che poi verrà a costare più di 1 milione di euro. Adesso si parla di 1,4 milioni, però naturalmente bisogna vedere poi quanto in più costerà effettivamente a carico del nostro comune. Io credo che questa pista di bob sia proprio un inganno alla popolazione, perché non porterà assolutamente nulla, sarà solo un danno ambientale e un danno economico enorme. Sono qua per Extinction Rebellion, che è un movimento che si occupa di crisi climatica, proprio perché apparentemente la crisi climatica potrebbe sembrare qualcosa di molto astratto, ma in realtà passa proprio attraverso questo tipo di politiche e queste grandi opere. Un sacco di soldi pubblici per delle opere che non servono assolutamente al territorio e vogliamo che questi soldi vengano invece investiti in altro, perché la pista da bob c'è a Innsbruck. È tutto veramente folle, c'è Innsbruck a due passi, è venuto il sindaco di Innsbruck, è venuto apposta a Cortina a dire: potete usarlo tranquillamente, non dovete pagare niente, lo stiamo mettendo a posto noi perché ci serve. Ma insomma veramente non si capisce da che parte sta lo Stato italiano, il comune di Cortina e la regione. Da che parte stanno? Dalla parte di chi deve speculare, non dalla parte di chi difende anche le nostre tasche oltre che l'ambiente.